Ben ritrovati dalla redazione. È stato commemorato a Trieste l'81° anniversario del martirio di Norma Cossetto, la studentessa universitaria istriana torturata, violentata e gettata in una foiba dai partigiani jugoslavi nel 1943 nei pressi di Villa Surani in Istria. Norma Cossetto, il 9 dicembre 2005, è stata insignita della medaglia d'oro al merito civile alla memoria. La cerimonia è stata organizzata dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ANVGD, e Comune di Trieste. Il bipacco all'idrometro di Savogna di Sonzo aveva raggiunto ieri 4,72 metri, superando il livello di attenzione. Sempre alla stessa ora, intorno alle 6:30, la diga di Salcano, sull'Isonzo di Salcano in Slovenia, scaricava 1049 metri cubi di acqua al secondo. Il monitoraggio è stato continuo, ha spiegato il sindaco di Savogna, Luca Pisc. Per fortuna non si sono registrate esondazioni nemmeno di piccola entità. Gli osservati speciali sono stati il bipacco e l'Isonzo. Le acque defluivano regolarmente, anche se entrambi i corsi d'acqua erano notevolmente ingrossati. La tensione verso l'Isonzo resta alta, soprattutto nel tratto che va da Gorizia a Gradisca. È altrettanto vero che le piogge sono state decisamente più attenuate rispetto ai picchi di mercoledì e giovedì. Aumento delle assunzioni, miglioramento delle condizioni lavorative e dei riconoscimenti economici, miglioramento del sistema formativo. Sono queste, per la CGIL del Friuli Venezia Giulia, le condizioni per tornare a rendere attrattivo il lavoro nella sanità pubblica. Sfide che i delegati della funzione pubblica e della Confederazione riuniti a Udine lanciano anche alla Regione. Sebbene il numero di lavoratori dell'SSR appaia in ripresa a partire dal 2019, osserva il sindacato, la capacità operativa non consente di gestire le sfide quotidiane dall'intasamento dei riparti di pronto soccorso alle liste di attesa. A causa del maltempo è stato posticipato alle 19 di oggi il concerto dei Subsonica a Trieste. A poche settimane dalla conclusione della tournée estiva La Bolla Tour, il seguito live del nuovo album in studio, la band tiene un concerto speciale in Piazza del Ponte Rosso per dare il via alla 56esima edizione della regata velica più grande del mondo, la Barcolana. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo coperto con possibili residue piogge sparse, in genere deboli o localmente moderate, e neve oltre i 1800 metri circa. Sulla costa bora moderata, in calo verso sera. Temperature minime in pianura fra 9 e 12, le massime fra 15 e 18 gradi, sulla costa minime fra 11 e 14, le massime fra 15 e 17 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.